Prima ancora che vengano applicati, i dazi scuotono già i mercati europei. Dopo il lunedì nero delle borse, i timori delle imprese sono legati soprattutto al clima di incertezza intorno alle possibili ricadute che potrebbero esserci per le decisioni del governo americano. Una cosa è chiara a tutti: il mercato a stelle e strisce vale 7,3 miliardi, il secondo dopo quello tedesco e francese. Dal 2019 ad oggi per il Veneto è cresciuto quasi del 30% l'export verso gli Stati Uniti. Per questo sono temi che in qualche modo ci preoccupano. Al momento i dazi annunciati riguardano l'automotive, le importazioni di acciaio e alluminio, gli alcolici, ma il vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo mette in guardia non solo sugli effetti diretti delle tassazioni, ma anche su quelli indiretti in seguito alla loro applicazione ad altri paesi o a determinati prodotti. È evidente che avendo noi un interscambio commerciale molto importante con la Germania, qualunque azione che vada a colpire la Germania ovviamente si ripercuote sull'Italia. Secondo aspetto non secondario, quando viene colpito l'automotive, non dimentichiamo che l'automotive già di per sé in crisi comunque è un driver. E alla vigilia del Vinitaly le aziende si interrogano su cosa succederà. Basti dire che per il solo prosecco per le tre denominazioni il mercato USA corrisponde a oltre 150 milioni di bottiglie, pari circa al 25% dell'export totale. Siamo molto preoccupati, spiegano Stefano Bottega, presidente del gruppo vinicolo di Confindustria Veneto Est, e lo sono anche i clienti americani. I ristoratori non hanno più bottiglie e si trovano ad un costo molto alto. Ne sarebbe colpita tutta la filiera italiana e venete, ma va considerato anche l'impatto negli Stati Uniti. Sono a rischio molti posti di lavoro nella distribuzione, nella vendita e nella ristorazione. Aspetto, quello delle ricadute dei dazi sull'economia americana, che evidenzia anche la presidente Carrone, che spera in una riflessione del governo statunitense. Di certo, dice, la soluzione non può essere il muro contro muro, e come Gabbatto porta l'attenzione sulla ricerca di nuovi mercati e sulla capacità di resilienza delle imprese. L'America rappresenta quasi il 25% del PIL mondiale, la Cina circa il 16%, l'Europa complessivamente circa il 14-15%. Quindi comunque vadano cercati anche altri mercati, non è sostituibile il mercato americano, vale un quarto del mercato mondiale. La domanda che io mi faccio è: cosa possono fare le nostre imprese? Sicuramente ampliare il raggio d'azione e quindi guardare ad altri mercati oltre a quello americano, e le nostre imprese hanno iniziato a farlo anche ben prima dei dazi. Io confido molto sulla grande capacità di reazione delle nostre imprese e quindi la capacità poi di adattarsi anche a nuovi mercati.